Sì. Quindi centro ricco d'arte, cultura, tradizioni, storia di tanti personaggi, da Mario Dell'Itala a Costantino Nivola, ma anche Salvatore Niffoi, Paolo Modolo, per arrivare a Certo. tempi recenti alle varie forme d'arte. Ma Ma Orani è le forza. straordinarie donne del luogo interpretarono il loro abito tradizionale di fine Ottocento con un elemento importantissimo, è una gonna unita al corpetto, si chiama iscarramagnu, è un unicum sardo, ha paralleli in area balearica, perché l'Iscarramagno non è di Orbace. Quando adesso lo vediamo passare e vediamo inquadrati alcune ballerine che lo indossano, ci sembra un abito con una gonna di Orbace. Invece si tratta di un tessuto specialissimo con un ordito in lino, canapa di colore naturale, e la lana scelta finissima di prima qualità, lana sarda, tinta di scuro quasi di nero, unita al corpetto, abbinato a un grembiule bianco e